Buongiorno, meno un quarto alle 9. Ho fatto colazione oggi, ho fatto colazione con, a parte il power cocktail, ho bevuto latte Nesquik e mi sono mangiata un panino insieme oggi perché non mangio più tanto spesso il pane perché mi fa un mal di pancia e quindi oggi invece mi andava il pane, quindi ho mangiato il pane. Oggi la giornata è nuvolosa. Ho tutto aperto, le candele accese, c'è un profumo di vaniglia qui in casa che mi piace tantissimo. Devo fare il letto. Silvano oggi ha deciso che sta lì. Cioè, vi pare il posto per stare? Silvestro? Ciao, Pisi. La mia Simon! Sprite, cosa fai là dentro? Nella foresta amazzonica? Che bella! Ehi, Sprite! Sapete cosa sto facendo? No, che non lo sapete. Sto pulendo la dispensa. Di qua ho tutto il casino della roba che c'era di là. Che non è neanche tanta se andate a vedere, Non è tanta. Nemmeno un quarto alle 5. Ho trafficato fino adesso. Ho fatto un po' di tutto qua in casa e adesso ho appena portato fuori tutta la carta che devo dire oggi sono stata molto produttiva. Ok, Panna ha finito di mangiare, quindi posso mettere via tutto. Adesso non so che cosa faccio, non lo so. Quindi ci vediamo domani. Buongiorno. Oggi fa freddo fuori, Abbastanza. Mi sto bevendo il mio power cocktail, adesso apro anche queste finestre, anzi solo questa. Ho tutto aperto per cui fa corrente d'aria, quindi non posso aprire più di tanto. E metto via tutti sti giochi e nient'altro. Oggi è martedì, io voglio andare oggi all'Eurospin. Perché io non vi ho detto niente ieri? Quando voi starete guardando questo vlog io sarò partita per il mare. Non vi ho detto niente, però insomma è così. Oddio, c'è un capriolo! C'è un capriolo in fondo al prato, dove c'è la mangiatoia che vi ho fatto vedere. E la fermo così, perso. Eccolo, con la Canon ve lo faccio vedere, se no non riesco. Amore, sta mangiando l'erba. A quest'ora. Si prende anche il sole. Si lava la zampa. Carino. Stavo cercando di chiudere la cerniera. Ok, metto via il bidone che sarebbe anche da lavare. Il bidone dell'umido. Non puzza, però è da lavare perché dentro è sporco. Ho un casino di carta. Vabbè, domani dovrebbe esserci carta e plastica. Su. Vado all'Eurospin. No, prima passo su da mia mamma. E non so se ha bisogno di qualcosa. Ok, prima c'era un po' di sole, c'era un leggero sole, ma proprio leggero, delicato, e adesso invece è già andato via, è tutto nuvoloso, ma hanno previsto brutto fino a venerdì almeno. Sì, ci sono i gatti in mezzo alla strada, come sempre, fortuna che passa poca gente. Va bene. Ok, vado. Silvano, buongiorno Silvano. Buongiorno Silvano. Dimmi, posso? Una coccola. Una Silvano, Bello. Silvio? Non riesco a metterti a fuoco, sei sempre in movimento. Che bello. Lo stretching. Ciao Celestino. Vieni Celestino. Oh mio bello bimbo lui. Celestino. Sì, tu mi vuoi tanto bene Celestino, lo so. Celestino. Sì, amore. Oh, Alfa. Alfa. Vieni, amore. Oddio, amore. Ma perché Celestino fa le botte a tutti? Andiamo. Ciao, Face. Andiamo, Pisi. Ciao, Zeta. Zeta. Aspetta che apro il cancello. Alfa, sei in mezzo. Alfa, devo aprire il cancello. Madonna. Alfa, Alfa, vieni su. Ciao
Bianchi! Bianchetta? Sì, Bianchetta, sei bellissima. Sì, anche Silvano. Zeta! Pisi! Sky! Gastone! Oh, il mio Gastone! Ciao, Balmicione! Il mio ciccione! Ciao, Gastone! Priscilla! Belli? Dimmi, amore. Bello. Sta gocciolando adesso. Ho fatto una spesa proprio minima all'Eurospin, 22 euro e qualcosa, perché ho dovuto prendere la terra per le piantine, perché è ora di trapiantarle in vasi più grandi e quindi ho preso la terra. Ho scaricato la spesa e adesso le piantine me le porto su a casa da mia mamma. Guardate, l'asparago ha germogliato. E dietro ho la terra, tac, 3 cosi di terra. Ho il telefono praticamente scarico, quindi dopo dovrò assolutamente caricarlo. Sono tipo al 13% di batteria. No, al 10%. Oddio, quindi devo lasciarvi per forza, perché se no si spegne l'iPhone. Ho raccolto i fiori. C'è Pepe che non ne può più, lui deve mangiarsi i fiori. È qua che mi segue per tutta la casa. Come? Vuoi i fiori? Mamma! Ho acceso il fuoco, sono le 6:30. Ho acceso il fuoco da un'oretta almeno, perché devo asciugare la biancheria. Allora i gatti si sono messi qui vicino al fuoco. È uscito il sole? Proprio adesso è uscito il sole, ma di fuori è veramente... c'è un tempo pessimo. Ecco, è tutto nuvolosissimo. Appunto, devo asciugare l'asciugamano, che poi ho lavato le lenzuola, le federe e anche il coprimaterasso, e quindi devo asciugare questa roba qui. Ho preparato già la tavola e vi faccio vedere cosa mangiamo stasera e poi chiudo il vlog di oggi. Allora, stasera patate al forno e salmone. Ho già preparato tutto il condimento, adesso aspetto a infornare perché questo ci sta 15 minuti, le patate stanno un po' di più. Vi saluto, vi aspetto al vlog di domani, mercoledì. Buongiorno! Oggi sono 11 gradi, però c'è più freddo. Ho ancora il forno caldissimo dal fuoco di ieri. Ah sì, vi devo fare vedere le piantine. Alla fine i fiori li ho messi qua. C'è la finestra, quella più vicina alla strada. Che belli! Ho usato un barattolo di ceramica perché non avevo vasi. E allora, ecco, ai gatti piace questo posto. Le piantine sono tutte qua. Io gli ho dato acqua, ma sono ancora un po' smorte. E poi qui c'è il vaso più grande con tutto il resto. Sono un po' smorte, purette, ma io ho dato acqua. Oggi pomeriggio, dopo mi trucco anche. Ho messo dei miei pantaloni vecchi qua sotto il mobile. Adesso ne ha preso possesso Panna di questo mobile. E non ve l'ho detto, oddio, io mi perdo in chiacchiere. Pomeriggio vado a fare della spesa, ma poca roba. Devo comprare la pappa per panna assolutamente, perché ne ho ancora pochissima. Ok, oggi abbiamo l'elicottero qui, cioè è vicino, dal telefono non rende, però è vicino. Guardate, ha fatto i boccoli, ci sono tutti i boccoloni. Questo qua sì, quello là via invece non ha fatto ancora niente. Adesso si è visto l'elicottero, è passato sopra. Carino. Oh, chissà che cosa deve fare, cosa ha fatto. Boh. So che, sì, vi ho detto, continuava a fare il giro tondo qua via. Boh. Vabbè. Avete visto anche l'elicottero, cioè
le sorprese dei vlog. Non so dove è andato, però c'è. Sono super illuminata. Non so dov'è, ma c'è ancora. Non so, forse fanno sopralluoghi per le frane. In questa stagione sì, perché ci sono già state frane. E quindi probabilmente fanno per quello. Adesso mi sono fatta il tè rosso, il tè, l'infuso ai frutti rossi. Mangio questi biscotti del Lidl. Questi biscotti qua del Lidl sono veramente buoni, sono molto più buoni rispetto agli originali, ai pan di stelle. Quindi io ve li consiglio. Sono buoni, sanno proprio di cacao. Sto preparando un po' di sughetto da mettere via poi in congelatore. È sugo di tonno, Adesso lo cuocio un po'. Ho trafficato il computer fino adesso. E sì, ho fatto tante belle cose. Preparo la tavola, anche se sono solo le 11:20. Io preparo già. C'è una lucertola, ve la voglio far vedere. Eccola. Amore. E non c'è neanche il sole, cosa fa lì non lo so. Che bella! Ah, in questo weekly vlog vi faccio vedere di tutto. Ma ci sono settimane che non succede niente, cioè che nuvole nere. Sono truccata perché vi ho detto dopo vado via e sto registrando i video creazioni e quindi mi sono data una sistemata e io adesso ho pochissimo tempo, ho lavato i piatti in fretta e furia perché vado via, ecco. Cioè all'1:30 mia mamma passa a prendermi e penso mi stia venendo il raffreddore perché ho quel mal di gola, non ho mal di gola, quel fastidio come l'altra volta, ecco, ho quel fastidio lì sopra in fondo, ecco, è quello del raffreddore come l'altra volta o dell'influenza, insomma, adesso vediamo. È -1/4 alle 6 io sono stata al Prix, poi sono tornata a casa. Ho registrato 1 o 2 video e poi sono andata all'AEO perché dovevo prendere il macinato e mi serviva, ce l'ho lì e niente, farò comunque, arriverà comunque il video spesa, penso di metterlo per domenica, adesso devo editare tanti video quindi in questi giorni faccio tutto. Alla prossima giornata, ciao! Buongiorno, oggi è giovedì. Ieri avevo qualche filo di febbre, vi ho detto che mi veniva l'influenza, infatti puntuale, però oggi sembra meglio, ieri sera ho preso la tachipirina, quindi diciamo che il grosso è andato via. C'è un lieve sole, ma è tutto nuvolosissimo perché penso abbia piovuto stanotte. Ecco, adesso lascio passare ancora un po' d'aria, poi faccio il letto. E ho tutto aperto come sempre vi dico, ho già messo via il macinato perché ieri ho comprato macinato, il video spesa lo vedrete domenica, ecco, ho comprato macinato quindi l'ho messo via tutto in freezer sapete che il macinato io lo prendo per panna perché è l'unica cosa che può mangiare, insomma, che riesce a mangiare, che mangia più che altro, non che riesce, che mangia. Apro una baby anguria, sì, perché ne ho prese 2 e quindi mi apro una baby anguria. Faccio colazione così oggi, così andrò a fare la pipì 1000 volte. Sì, oggi è il 2 giugno, quindi è anche festa. Però tutti lavorano. Non credo siano tanti quelli che stanno a casa il 2 giugno. Forse chi può farsi magari qualche giorno di permesso o di ferie. Che tristezza, volevo provare la macchina da cucire, da quando ce l'ho non l'ho mai usata. Il problema è che si è rotta un pezzo, cioè non si vede che era già difettoso e si è rotto, vi faccio vedere, cioè, l'ho trovato in internet, costa dai 15 euro in su, quindi costicchia quel pezzo. Adesso ve lo faccio vedere. Praticamente c'è questo qui dove si mette il rocchello del filo, lo chiamo così, ecco, si è rotto
il crochet si chiama, è un'altra parte dove c'è questo attaccato, questo pirulo qui che serve per incastrare questo qui, il cestello. Ecco, poi si alza la levetta e si incastra e questo qua non viene più fuori. Si è rotto proprio questo pezzo qua, cioè questo affaretto qui praticamente era attaccato qua, così, e si è rotto, per cui non si può più utilizzare. Quindi io non posso usare la macchina a cucire per una volta che voglio usarla, voglio provare a usarla. Io a scuola comunque la usavo e mi scoccia perché si è rotto il pezzo e niente, adesso rimetto a posto la macchina, la metto via e mi rassegno al fatto che io con la macchina a cucire non posso averci a che fare. Per colpa di questo aggeggino qua non posso utilizzarla. Vabbè, metto via. Buongiorno, oggi è venerdì. Io sono nel caos più totale perché devo capire come organizzarmi tutta la roba per il mare. Nel prezzo dell'appartamento è inclusa la biancheria. Adesso, io siccome non mi fido, la biancheria me la porto lo stesso. Perché sinceramente non mi fido, perché sì, c'ho ancora i messaggi scritti, quindi se dovesse essere comunque ho i messaggi scritti dove c'è scritto inclusa biancheria e pulizie finali. Però se ci dovessero essere problemi me la porto dietro in caso ritorna a casa quando Franz viene su. Volevo portarmi le perline, alla fine ho deciso che non le porto perché comunque è un ingombro in più e ho deciso che mi comprerò i giornalini con il cruciverba, quelle cose là, perché sennò è veramente un ingombro portare le perline. Mi ero organizzata, non ingombravano tantissimo, le ho sistemate e quindi ieri sera me le sono sistemate e quindi non ingombrano neanche tanto, però alla fine ho deciso di non prenderle. Spero entro questa sera di farvi vedere le pecore, perché poi devo caricare questo weekly e domani dopodomani non farò il vlog, quindi cioè domani che è sabato e dopodomani domenica non farò il vlog e quindi mi dispiacerebbe non farvi vedere le pecore perché sono qui vicine. Ogni anno vi faccio il vlog con le pecore e quest'anno anche devo farlo. Quindi dopo vado a cercare le pecore, esco con l'ombrello, vado a cercare le pecore per farvele vedere nel video. Ok, niente. Bene, ok, ho 19 minuti, vado. Ecco, vi ho fatto vedere le pecorelle. Vi avevo detto che uscivo anche con l'ombrello per farvele vedere, perché domani parto. Ah, le caprette, ci sono anche le caprette, che carine. Va bene, noi ci sentiamo dopo. E insomma, entro sera chiudo il vlog perché sennò non lo carico più. Comunque ci sentiamo più tardi. Eccole, sono arrivate anche qui, ma non sono ancora sotto casa, purtroppo. Mi sa che forse domani mattina le portano qua sotto, ma non credo di riuscire a riprenderle. Magari ve le riprendo e ve le metto nel weekly del mare. Che belle. Starei ore a guardare le pecore. E c'è anche un asinello. No, ce n'è più di uno in realtà, E ci sono tanti agnellini. Confido che la roba stesa si asciughi, ma ho i miei seri dubbi. No, ho i miei seri dubbi. Quindi adesso faccio fuoco, anche perché non è caldissimo. Io ho tutto aperto da praticamente quasi tutto il pomeriggio, però fa freddino, quindi mi sa che faccio fuoco adesso. Devo finire di fare alcune cose, stasera devo anche fare la doccia, eccetera. E mi sono leggermente truccata, ma veramente leggermente. No, volevo registrare anche dei video,
Però a parte che non ho tanta luce e poi devo editare tutti quelli che ho nel telefono e quindi devo farlo entro domani, così mi svuoto il telefono e quindi non registro nessun video, magari registro al mare qualche video. Il piccolino aveva il terrore delle pecore, non usciva neanche dalla porta, invece adesso piano piano è uscito e adesso se le guarda tutto tranquillo, però aveva proprio paura perché non le aveva mai viste. Ecco, il piccolo si è messo sulla panchina, io ho tutta la roba stesa come vedete e niente. Grazie per aver guardato questo weekly vlog. Oddio, c'è la televisione, non posso riprendere la televisione. Grazie per aver guardato questo weekly vlog, spero vi sia piaciuto. È stato un po' movimentato, ci sono state un po' di cose nuove, tra virgolette, e quindi boh, è stato diverso. Vado a finire le mie ultime cose e anche perché sono quasi le 6 e quindi devo cercare di sbrigarmi il prima possibile perché volevo andare anche su dai miei, che oggi non ho visto nessuno. Vi saluto e vi aspetto al prossimo weekly vlog, però vi aspetto anche ai video che verranno in settimana. Ciao!